un nuovo giorno. Ieri non ho filmato, sì, forse qualcosina. E sì, qualcosa avevo filmato ieri. Vabbè, adesso faccio colazione. Franz è uscito un attimo perché abbiamo un problema. Vabbè, a parte la TV che qua siamo riusciti a sistemarla perché non prendeva sabato. Abbiamo un problema anche con la TV della camera. E poi ieri sera quell'interruttore lì si è bloccato. Cioè tutti e due gli interruttori, li abbiamo usati in questi giorni, tutti e due gli interruttori si sono bloccati e questi due qua la luce esterna rimane accesa e questa qui non funziona. Faccio la colazione e boh, qua ne succede sempre una alla fine, ne succede sempre una. Vabbè. Li ho lavati i mirtilli perché stavano andando a male certi, quindi li ho lavati tutti e gli ho dato un'occhiata. E qui ho delle fragoline, quelle dell'Idel, e adesso devo un attimo capire come fare da mangiare in questi giorni qua, perché vorrei arrivare al venerdì sera, perché noi sabato mattina dovremo lasciare l'appartamento, devo anche pulire, ma non è difficile da pulire come appartamento, è molto semplice, quindi devo dirvi che il più grosso sarà togliere tutta la nostra roba. Poi quando sarà vuoto sarà facile da pulire. È un appartamento molto semplice. Infatti, rispetto a altri che ho visto di questo residence, questo è molto semplice, molto lineare, è perfetto. E di nuovo qua mio amico. Ciao. Dai, ciao. Allora, qua adesso preparo un po' di pomodoro mozzarella e poi non lo so. Intanto faccio questo. Oggi pranzo di fuori. Ecco qua, pomodoro e mozzarella e metà piadina a testa. Adesso la trasferisco sul piatto e la taglio. Così facciamo fuori un po' di roba. Ah, per me è fresco freddina, dai. Fresco tiepido, fredda. freddina. Guardate che onde che ci sono oggi. Infatti io non vado tanto in là. Basta così. Anche perché non ho neanche la protezione per il telefono, non me la sono ricordata questa volta. Quindi non posso neanche andare in acqua il telefono. Ma comunque siamo in spiaggia. Alla fine oggi pomeriggio abbiamo optato per la spiaggia perché sennò siamo venuti al mare e non veniamo neanche in spiaggia, e allora oggi va così. Domani dovrebbe piovere e venerdì vorremmo venire in spiaggia, però tutto il giorno, non solo il pomeriggio, perché la residence alla fine sì, però l'acqua comunque sembra quasi più fredda rispetto a quella del mare in piscina, quindi così oggi. Poi c'è pochissima gente e essendo mercoledì si sta benissimo qua in spiaggia, e anche al residence c'è un silenzio, se vuoi dormire dormi sicuro, a parte per il materasso molto estremamente scomodo. Qualcuno ha coraggio, io mi sono lavata, mi è arrivata un'onda improvvisa, mamma mia, si è bagnato anche il telefono, si è bagnato il porta qua, il coso che ho. Però l'acqua del mare, l'acqua è calda, rispetto a quella della piscina è più calda. No, eravamo invasi dalle bolle di sapone, ma sono finite, basta. Cambio di location. Dopo 3 ore di spiaggia siamo a casa e mi piazzo qui con il nuovo lettino comprato al Family. Qua su è arrivata gente. Vabbè, comunque io mi piazzo qui e
e mi prendo un po' di sole qua. Sono una mozzarella, cioè protezione 50, veramente è una roba, cioè non si attacca proprio il sole. Vabbè, no, beh, il segno dell'orologio ce l'ho, a parte il segno proprio dell'orologio in sé, perché lo tengo tanto stretto, però c'è una differenza di colore e la faccia ce l'avevo già abbronzata, sì, che si è abbronzata ulteriormente. Vabbè, dai, mi metto qua tranquilla. Franz è andato a fare la doccia, io mi metto qua tranquilla, relax ancora un po' perché non è ancora ora di cena, quindi ancora un po' di relax ci sta. Questa sera cena con prosciutto crudo e melone e adesso preparo il resto della cena. Ok, beh, questo non è, questo è più estetico, più ordinato, questo qui mica tanto. Adesso preparo il resto. Qui abbiamo patate, coperchio perfetto devo dire, patate e le salsiccette. Dubbio amletico, non so se tenerla fuori o metterla dentro alla gonna, non lo so, sto sudando. 700 camicie, a me piace più dentro, no, a me piace dentro. Adesso usciamo un pochino, sono le 21:05. Abbiamo mangiato e andiamo a farci 2 passi. Oggi giornata nuvolosa, però adesso è uscito un po' di sole, c'è caldissimo, io mi sono messa la tuta con i pantaloni lunghi, aiuto, sto morendo di caldo. Come ogni anno a Jesolo ci sono le sculture di sabbia, però questa non so dov'è il titolo. Ah, qua, questa è, adesso vi dico anche che cos'è, le 3 grazie, le aiuole, una picture, una foto. Una foto? Questa invece è intitolata Corpo d'acqua. È bello davanti alle fontane. L'opera qui rappresentata cattura la potenza e la grazia di un nuotatore in azione. La figura centrale, vista frontalmente, emerge dall'acqua con le braccia distese in una posa iconica del nuoto a farfalla, suggerendo un gesto di apertura, potenza e slancio. Sì, ma che robe, ragazzi. Questa invece, scusate, questa si chiama Legati dall'istinto. Anche sono veramente dettagliate, guardate l'aquila. Cioè, come ho fatto a fare gli artigli? Questa invece è mente, corpo e anima. Sono 2 lottatori, adesso vi faccio leggere anche la descrizione se vi interessa, così la mettete in pausa. Questa è la sua descrizione. E questa invece trascendere i limiti. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qui, trascendere i limiti. Anche questa è dettagliatissima. Anche solo far stare in piedi questo pezzo qua sotto di montagne, e guardate che belli i fiori. Non so dove sia Franz. Ah no, guardate questa maglia, questa è una maglia che ho preso da Shein, è proprio bella, solo che su da noi non l'ho mai messa, qui invece si può anche mettere, da azzardare un po' di più. Che belle robe. Ma anche queste cose di Yamamai sono bellissime. Questi colori qua tutti insieme mi piacciono un casino.
belli. Questi colori mi piacciono. Anche i temi mare bellini. Belle ste robe. Beh, questi costumi sono non per prendere il sole, perché con quei costumi se ci prendi il sole tutto a chiazze. E noi passeggiamo questa sera, visto che sto meglio perché stavo un po' male prima. Avevo tipo un dolore sotto zona cuore, insomma. Non so se era lo stomaco. So che stavo male e è un dolore che mi era venuto anche ieri, poi mi era passato dopo poco. E oggi di nuovo, orario di cena, ho riavuto questo dolore qua. Mi sono messa a letto e adesso sto meglio. Sarà colpo d'aria, probabilmente. Passeggiatina di rientro a casa sul lungomare, in santa pace e tranquillità, perché vedete che non c'è quasi nessuno. E niente, torniamo a casa che è già un po' tardi, sono le 11, quindi decisamente tardino. Io ho anche mal di testa, ma non è passato, quindi me lo tengo. Fossi rimasta a casa non mi sarebbe passato comunque, quindi sono uscita lo stesso. Certo, di giorno sarebbe meglio, ma guardate che figata. Hanno fatto tipo una sfumatura, il cambio colore. Qui non è riuscita tanto bene. E anche qua, l'altro lato, con le palme sopra, è bellissimo. Ho mini spazzatura che hanno qualche problema con il camion, ma secondo me Franz riuscirebbe a risolvere il problema. Ma non diciamo niente, noi andiamo a casa. Qui all'alba e al tramonto fanno delle, come si può, non so come definirle, delle, no, manifestazioni. Vabbè, si chiama Festival Acqua, lo fanno ogni anno in questo periodo. E questa sera, dicevo, questa sera c'era Paolo Ruffini qua al Festival Acqua. Una goccia, dai che stiamo arrivando a casa. E c'era lui, mi sarebbe piaciuto prendere il biglietto, poi alla fine non ho preso, a parte che bastava rimanere qua di fuori per ascoltarlo, quindi sta iniziando a piovere. Noi per precauzione abbiamo spostato la macchina anche questa sera per evitare la grandine, perché tipo a Treviso oggi ha fatto una grandine grossa così, per cui l'abbiamo spostata per sicurezza in un parcheggio, come si dice? Sì, a riparo, come si dice? Coperto, ecco. E boh. Questi sono quelli del Festival Acqua che se ne stanno andando. Qua non l'hanno ancora riempita del tutto il laghetto, la fontana. Deve avere qualche problema. Passiamo all'Arenile dei Pioppi, che è dove prendiamo noi l'ombrellone e lettini. Ho aperto sia qua in camera che la porta d'ingresso, che è questa, per fare un po' di giro d'aria, perché qua dentro ci sono i condizionatori, però emanano un odore che a me ricorda il piscio. Non so come sia possibile, perché sabato sera quando eravamo arrivati non facevano odore, funzionavano benissimo. Poi dopo non li abbiamo più usati, abbiamo provato a accenderli e tutti e due fanno un odore allucinante. E, boh, adesso c'è un po' d'aria, ma non si vede, no, c'è un po' d'aria, si vede dalle asciugamani che hanno messo lì sopra, che tra l'altro non dovrebbero neanche stare lì gli asciugamani, perché c'è il divieto di mettere gli asciugamani in quel modo. Vabbè, comunque la ruota è già ferma perché ormai
è decisamente tardi, 23 e 29 e via. Qua teoricamente sta arrivando la pioggia, tutta quella cosa bianca che vedete, tutta umidità, sono tutte nuvole da umidità. Questo residence è mezzo vuoto in questo periodo, quindi peccato che sia tanto vicino alla strada perché la strada è qua dietro, però alla fine è come posizione molto comodo, ma non ci torneremo. Sto anche cercando di organizzarmi per domani barra dopodomani, perché domani sarà l'ultimo giorno intero che faremo qua nel residence, e quindi sto cercando di organizzarmi perché devo fare anche le pulizie sabato mattina e dobbiamo consegnare le chiavi entro le 10, quindi mi sto cercando di organizzare. Tanto venerdì sera andremo a mangiare fuori, che così la cucina rimarrà pulita. Domani anche rimarrà pulita bene o male perché non cucinerò niente a pranzo, ho fatto in più oggi apposta, e quindi siamo tranquilli. Vabbè, questa vacanzina sta giungendo al termine, ci voleva tantissimo, ci voleva veramente tanto e speriamo di poterne fare un'altra, si vedrà in futuro insomma.